Buongiorno a tutti dal vostro chef Tony Sardeau, lo chef che praticamente dei due mondi, dell'Italia settentrionale e dell'Italia meridionale, ma mi sono da Nord. Ecco, prima di fare lo chef, di diventare un grande notorietà nel mondo della cucina, mi facevo il cameriere. Allora mi è capitato tante volte di vedere delle scene come per esempio una volta entra un cliente, no, e che si siede al tavolo e che l'ordine dice o porta, senta signore, ma come primo piatto cosa che porto? Dice mi porta un piatto di noci, non sei noci, no, in genere dicevamo non sei, e vabbè, è che porto il piatto di noci. Dopo, senta, come secondo cosa vuole? Dice mi porta un piatto di noci, di noci, praticamente come che porta il piatto di noci. Oh, dopo che praticamente dice che gradisce un dessert, qualcosa, mi dice sì, come dessert e mi porta un piatto di noci, diciamo, che porta il piatto di noci. E che c'era un altro cliente di rimpetta a questo e gli ha detto, scusa, sa, ma lui mangia sempre noci. E questo qua che ha detto, sì, pare che me Pepe, no, e si arriva fino a 95 anni, si è segato, mangiando noci, no, facendosi i cazzi suoi. Mi piace sta senta e magna senza che il bocco si fermi.